E nel giavellotto abbiamo visto il lancio di Sara Zabarino, questa volta lancio volo e abbondantemente sopra i 50 metri, quindi ottima prova di Sara Zabarino. Che ottiene il suo primato personale con 52,99, la vediamo balzare alla grande, senza corsia. Attenzione che sta partendo di 800. Partita dunque la seconda batteria degli 800 metri femminili, in gara Cortesi, Sculgio, Filippini, Di Giusto, Rossi, Caprani, Montresor, Santoni, Bratelli, Sabatini e Di Cole. Attenzione, ci sono due auto che bloccano l'uscita e l'ingresso dei bus, sono una Opel Zafira, targata CG Cagliari Genova 052 HC e poi una BMW targata DS Domodossola Savona 911 F come Firenze Y, da spostare subito una Zafira e una BMW che bloccano l'uscita e l'entrata dei bus. Attenzione perché altrimenti viene chiamato il carro attrezzi, quindi vi preghiamo di andare subito. Subito nettamente al comando di questa seconda batteria Federica Cortesi della Valle Brembana. Ora viene recuperata da Gaia Sabatini dell'Atletica Gran Sasso Teramo, si porta al comando la Sabatini. Continua la lotta per le prime due posizioni tra Federica Cortesi e Gaia Sabatini. Ne sono andate via in 4. Mancano meno di 200 metri alla conclusione di questa seconda batteria. Al comando ora Gaia Sabatini della Gran Sasso Teramo. Federica Cortesi cerca di riportarsi sotto. Gara ancora apertissima. E riesce la numero 115 Gaia Sabatini dell'Atletica Gran Sasso ad aggiudicarsi questa seconda batteria. Ed è partita la terza batteria degli 800 allieve. Come gara Mena Pace, Guariglia, Miribullo, Meneghello, Assenza, Sabo, Molteni, Mora, Tacher, Ferrari, Zenari. Nel frattempo nel giavellotto un buon 38,11 per Giulia Ceneto dell'Atletica Firenze Marathon, che la pone in terza posizione in questo secondo gruppo. Mette attenzione al lungo con Gloria Gollin, purtroppo salto nullo, una delle favorite. Se ne vanno via i tre in questa terza batteria. Davanti a tutte l'atleta col numero 104 è proprio Ilaria Molteni della Cantù Atleta
l'atleta accreditata del miglior tempo. Continuano a spingere le 3 atlete al comando in questa terza batteria. Ed eccole qui sul rettilineo le protagoniste della terza batteria, il comando Flavia Ferrari, pettorale numero 91. Ed è Flavia Ferrari che si aggiudica questa terza batteria davanti alla numero 104 Ilaria Molteni. Tempo ufficioso per la vincitrice 2:18.03.